Ciao amici e ben ritornati in questo nuovo video. Ci troviamo tra i confini tra Vicenza e Verona. Oggi andiamo a vedere i basalti colonari. Sono in compagnia dei miei amici e niente, seguiteci. Ed eccoci arrivati nel nostro punto di interesse. Ci troviamo di fronte a qualcosa di unico e spettacolare, un bellissimo anfiteatro di basalti colonari sotto il monte. Eccoli qua. Basalti colonari che si sono formati nel periodo dell'Eocene e sono nominati come canne d'organo. Prendono forme prismatiche e esagonali. Stiamo risalendo, siamo vicini al punto. Queste colonne si sono formate milioni di anni fa con il repentino raffreddamento del magma della caldera vulcanica. Queste colonne si trasformano quando il magma si raffredda velocemente, venendo a contatto con l'aria e fratturandosi in numerose colonne. Queste forme e dimensioni dipende sempre dalla velocità del magma. Più velocità c'è e il diametro è più piccolo. Qui in Veneto si possono trovare un po' ovunque, sia nel Vicentino, nel Veronese e anche nel Padovano, sui Colli Ugani. Sembra proprio di essere dentro a un anfiteatro. Il video è terminato, se vi è piaciuto lasciate un like, se siete nuovi iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!